bambini! Benvenuti alla nostra sesta avventura con Gesù online. Oggi parleremo di... Vieni qua Elia. Hai capito? Sì. Ehi, ma voglio saperlo anch'io! Ah, ok. Ah, che bello! E voi bambini avete capito? No! Allora i nostri due smile qua dietro vi possono dare un indizio, ma andiamo subito anche dai nostri amici Puppets, che anche loro ci faranno scoprire il tema di oggi. Andiamo! Ciao amica mia! Ciao carissima! Senti, ti devo dire un segreto. Dimmi! Shhh. Tu però non dirlo a nessuno. Va bene, non lo dirò a nessuno. Shhh. Vedi questi occhiali? Li vedo! Shhh. È un segreto. Sono quelli del mio nonno. Veramente? Lui senza questi occhiali non può vedere niente. Ah. Ora glieli nascondo. Ah. No, povero nonno! Non si fanno queste cose! Shh. Devi mantenere il segreto. Ah. Ciao amica mia. Ciao carissima! Sai cosa ho fatto oggi? No, cosa hai fatto? Dimmelo! Ho aiutato un povero gattino a scendere dall'albero. Veramente? Che bello! Sarà anche questo un altro tuo segreto? No, andrò a dirlo a tutti quanto sono stata brava e buona. Sai cosa ti dico, cara amica mia? Cosa? Gesù ti vede sempre, perché lui vede tutto. Veramente? Sì, per lui non ci sono segreti. Veramente? Gesù ti ha visto sia quando hai fatto quella cosa bella, sia quando hai fatto quella cosa brutta. Veramente? Non serve nascondere ciò che facciamo, né dirlo a tutti. Lui sa tutto. Oh! Proprio come hanno fatto le due bambine dei Puppets, anche noi oggi parleremo di segreti. Voi ne avete di segreti che nessuno conosce? Io sì. Sì. Anch'io. Beh, anch'io ne ho diversi. Andatevi a mettere comodi, che adesso ne parliamo insieme. Proprio come i nostri amici Puppets, anch'io ho due diversi tipi di segreti. Ho le cose belle, i segreti belli che vorrei che tutti venissero a sapere. Ma poi ho anche un altro tipo di segreti, i segreti quelli brutti, che vorrei che nessuno scoprisse mai. E mentre posso riuscirci con le persone che mi stanno accanto, posso tenere nascoste tutte le mie cose, con Gesù questo non funziona. Gesù conosce ogni cosa di me, conosce le cose belle che faccio nel segreto e conosce anche le cose brutte che io cerco di nascondere. E tutto questo parlare di segreti mi fa venire in mente una storia che leggiamo nella Bibbia che parla di una donna che aveva un grandissimo segreto di cui si vergognava. Adesso ascoltiamo il papà che ce la racconta, ma mi raccomando fate attenzione perché alla fine voglio farvi una domanda. Ciao bambini! La storia di oggi la leggeremo direttamente nel Vangelo e racconta di una vicenda che è successa a Gesù mentre stava attraversando con i suoi amici la Galilea. Gesù aveva già fatto un sacco di miracoli e spesso quando camminava una grande folla lo circondava e lo stringeva da ogni lato, curiosa di vederlo e di ascoltarlo. E così, anche in quel giorno di cui vi sto raccontando, Gesù stava camminando in mezzo a tante persone. Quasi nessuno notò in mezzo alla folla c'era una donna che stava cercando disperatamente di avvicinarsi a Gesù. Anche lei aveva bisogno di Gesù, ma non riusciva a raggiungerlo. Era una povera donna malata da tanto tempo e quindi soffriva molto. Inoltre, la sua malattia era considerata vergognosa ed era imbarazzata e timorosa, perché a quel tempo quel tipo di malattia obbligava una donna a rimanere a casa.
pensate, era malata già da 12 anni e nessuno riusciva a guarirla. Era già stata da molti medici e aveva speso tutto quello che aveva, senza nessun miglioramento. Anzi, era piuttosto peggiorata. Finalmente, quella donna riuscì ad avvicinarsi a Gesù. Lo guardò per alcuni istanti e avrebbe forse voluto chiamarlo, ma aveva troppa paura del suo doloroso segreto. La sua malattia la rendeva timida ed insicura. Continuò comunque ad avanzare ancora un pochino fra la folla e mentre nessuno la notò, allungò la mano e toccò per un attimo il mantello di Gesù. Perché diceva fra sé e sé, se almeno riuscissi a toccare il suo mantello, sarò salva. In quel momento sentì che tutto il dolore che la accompagnava da tanto tempo era, scomparso. Era guarita. Era ancora lì, meravigliata di quello che era appena successo, quando sentì Gesù chiedere: «Chi mi ha toccato?» I discepoli gli dissero: «Ma Gesù, non vedi come la folla ti stringe da tutte le parti? Come si potrebbe dire chi sia stato a toccarti?» Ma Gesù insistette: «Qualcuno mi ha toccato. Mi sono accorto che una forza è uscita da me». Allora la donna si rese conto che non poteva più rimanere nascosta. Si fece avanti, si gettò ai piedi di Gesù e raccontò il suo grande segreto. Raccontò della sua malattia, della sua fiducia che Gesù avrebbe potuto guarirla e di come in segreto aveva toccato il suo mantello ed immediatamente era stata guarita. Gesù allora la guardò con amore e le disse: «Figlia mia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Avete ascoltato bene la storia? Allora adesso ascoltate bene la domanda, che è un po' difficile. Secondo voi Gesù sapeva chi era stato a toccargli il mantello? Avete risposto sì? Sì, esatto. Gesù conosce ogni cosa, vero? L'avevamo detto prima. Conosce le nostre cose belle, conosce le nostre cose brutte. Però Gesù aveva fatto quella domanda: chi è stato a toccare il mio mantello? Perché Gesù vuole che siamo noi a fare il primo passo, vuole che noi andiamo da Lui a confessargli se abbiamo fatto una cosa brutta, vuole che andiamo da Lui a ringraziarlo quando invece accadono le cose belle. Anche in questo momento che siamo tutti chiusi in casa, che magari facciamo scuola online, che è molto facile imbrogliare, fare quello che vogliamo, tanto la maestra non lo vede, Gesù vede ogni cosa, ricordiamocelo. E anche mentre siamo chiusi in casa ci sono un sacco di cose belle, di cose buone che possiamo fare. Anche quelle, se nessuno ci loda, nessuno lo vede, facciamolo lo stesso, Gesù lo vede. La nostra avventura con Gesù online adesso è quasi finita, ma oggi abbiamo ancora 2 sorprese. La prima è come sempre una bellissima canzone che hanno preparato per noi i nostri puppets. Oggi cantano Passaparola, perché noi vogliamo passare parola a tutte le persone del grande amore di Gesù. Non vogliamo tenerlo segreto, vero? E la seconda cosa è... no, non ve lo dico. Lo tengo segreto, ve lo dico dopo la canzone. Passa la parola che tu e fai conoscere l'amore di Gesù. Passa tutto il bene che puoi e vedrai, il cielo ti sorriderà. Il tesoro che hai dentro di te è prezioso, sai, non lo nascondere, ma lascialo brillare, tienilo nel cuore, sempre ti accompagnerà. Fai conoscere a tutto il mondo Gesù, il migliore amico è. La sua parola può cambiare il mondo, adesso gridalo con me. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più.
Ed ecco la seconda sorpresa. La mia bambina Benedetta ha preparato per voi un lavoretto. Costruirete insieme una busta magica che, un po' come il mio sacchetto viola, fa apparire e scomparire le cose. Mettiamoci all'opera. Per fare una busta magica vi servono un foglio bianco e dei pennarelli. Partiamo! Piegate il foglio a metà, con precisione, poi riapritelo. Ora piegate fino alla linea centrale l'angolo in alto a sinistra. Adesso l'angolo in basso a destra. Ripassate bene le piegature. Ora tocca l'angolo in basso a sinistra e a seguire l'angolo in alto a destra. Avrete davanti a voi una specie di rombo. Adesso dovete infilare le due arette una dentro l'altra per formare un triangolo. Questa è la parte più difficile, potete chiedere aiuto a un adulto se volete. Avrete ottenuto la vostra busta magica con 2 aperture ai lati. Adesso largo la fantasia e decorate la busta come più vi piace. Io faccio solo dei segni veloci e la decorerò meglio quando sarà finito il video. Adesso viene la parte più importante, il nostro trucco segreto. Con un altro pennarello facciamo un piccolo segno della nostra decorazione da un lato della busta. Il segno è piccolo, così che gli altri non lo noteranno quando faremo il nostro trucco per loro. Ora vi mostro come funziona il nostro trucco. Metto una figurina nell'apertura dove avevo fatto il piccolo segno arancione. La giro tra le mani e la figurina non c'è più, perché ora apro l'altra apertura. Giro ancora la busta tra le mie mani e ora apro di nuovo il lato dove avevo fatto un segnetto prima. Che meraviglia! La figurina è riapparsa! Andate e stupite i vostri genitori. Ciao! Ah, dimenticavo, ecco alcune idee su come decorare le vostre buste. Ci vediamo domenica prossima! Ciao!